Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti a questa puntata di TV7 Match che come di consueto vi presenterà tutta una serie di argomenti, Ermanno, questa sera per i nostri telespettatori, argomenti che vanno come sempre dall'attualità alla storia, però questa sera in particolare apriamo parlando di ambiente, poi torneremo ad occuparci dei truffati delle banche, parleremo di sanità e poi parleremo anche di una figura della diplomazia internazionale che se n'è andata recentemente, cioè parleremo di Henry Kissinger. Sì, certamente. Diciamo che di argomenti ne abbiamo abbastanza, soprattutto con Henry Kissinger, che è stato uno dei diplomatici più interessanti, anche se in forma contraddittoria, del secolo scorso e anche di questo secolo. È morto da pochi giorni e ci ha lasciato in eredità dei libri su cui meditare, tra cui anche l'argomento che affronteremo oggi, cioè l'inquinamento, l'energia che inquina e che quindi è necessario affrontare una volta per tutte questo problema. Si può affrontare, c'è il metodo per affrontare, naturalmente questo metodo comporta da parte di chi è interessato nelle lobby del commercio dell'energia a guadagnare il più possibile, di conseguenza il guadagno non è proporzionale invece a quelli che sono i danni che fa l'energia, soprattutto quella fossile, ma anche altre forme di energia, nucleare, eccetera. Quindi stiamo combattendo e hanno fatto un grande convegno in Arabia Saudita, hanno fatto un grande convegno dove sono arrivati tutti con un sacco di buone intenzioni, ma come diceva il buon Manzoni, l'inferno è lastricato di buone intenzioni. Di conseguenza adesso andremo a analizzare con i nostri ospiti che cosa hanno detto e dove vogliono arrivare. Prego. Certo, presentiamo gli ospiti che allora ci accompagnano in questa prima parte della trasmissione che dedichiamo alla conferenza, alla COP28 che si sta svolgendo a Dubai. E saluto in studio Luigi Lazzaro. Buonasera Lazzaro, grazie di essere qui con noi, è presidente di Lega Ambiente Veneto. Saluto in collegamento il professor Roberto Antonietti. Buonasera professor Antonietti. Buonasera a tutti voi. Buonasera, grazie anche a lei per la disponibilità, è docente di politica economica all'Università di Padova. E saluto in studio Stefano Menegus. Buonasera, grazie di essere qui con noi, attivista di Extinction Rebellion. Ecco, con voi cercheremo un po' di capire anche qual è la valenza di questa conferenza. Siamo alla 28ª edizione, i problemi ambientali dell'inquinamento e della salvaguardia dell'ambiente sono ancora tutti quanti sul tavolo e ancora non si è riusciti a risolvere e soprattutto a trovare, come dire, Ermanno, un accordo comune, perché il pianeta è uno, l'abbiamo detto tante volte, no? Non c'è il pianeta B. Questo è logico, però naturalmente ognuno guarda il proprio orticello e quindi se riesce a coltivare il proprio orticello di tutto quello che succede attorno non gliene frega niente. E questo è quello che sta succedendo nella problematica del clima, ma anche degli inquinamenti. Di conseguenza, poi chi è andato a Dubai a fare questo convegno? Quelli che sono interessati a vendere petrolio, a vendere materiale radioattivo per creare energia dall'atomo, e sono venuti i grandi, diciamo, le grandi compagnie, non sono più 7 le sorelle, sono molte di più, ma comunque non hanno cambiato sistema. Si può migliorare? Sicuramente sì, non come dicono loro, perché facendo questa cosa naturalmente è troppo semplice, bisogna complicare la vita e dopo eventualmente si penserà anche a migliorare, ma tanto non cambia nulla. Allora vorrei partire con Luigi Lazzaro, se ci fa un'introduzione su questa situazione che è catastrofica, perché
perché noi inquiniamo anche quando non abbiamo necessità. Faccio un esempio banale: se voglio andare alle Azzorre per farmi un bel bagno, prendo un aereo, inquino il pianeta, poca di quello che io lascio sull'atmosfera, sulla stratosfera, scende poi e quindi crea una cappa di piombo che creerà naturalmente disagi e problematiche, le abbiamo visti in questi anni, dove naturalmente il problema fondamentale è quello che non possiamo continuare in questa maniera. Non solo, ma forse noi avremo ancora un po' di spazio, anche voi che siete giovani avrete sicuramente ancora un po' di spazio, ma la prossima generazione non ne avrà più, e questo è irreversibile. Quello che non si parla in questi congressi, l'irreversibilità dell'aumento della temperatura della Terra, perché non c'è nessun sistema, salvo che non scoppi qualche vulcano, cosa che è successa molti anni fa, la Terra si continuerà a riscaldare. Quindi il fatto che io riduco la quantità di carburante nella mia auto piuttosto che vado con l'elettrico non cambierà assolutamente nulla, è una presa in giro. Prego, a lei un commento. Intanto buonasera a tutti. Chi segue da casa, sicuramente la situazione è una situazione complicata per quanto riguarda la quantità, diciamo, no, di emissioni, l'aumento della CO2 in atmosfera, le emissioni di CO2 è quello che oggi si traduce in una condizione irreversibile, ma non è certo l'ambientalismo a dirlo. Insomma, penso che ci sono organi autorevoli come l'IPCC, che è un organo delle Nazioni Unite scientifico che da anni, dalla prima di queste COP, siamo alla 28esima, ci dice, ci ricorda quali sono gli scenari, oltre a qual è la situazione attuale per il futuro, e quindi dall'innalzamento del medio mare piuttosto che al surriscaldamento generale con l'aumento di temperature, piuttosto che con l'aumento degli eventi estremi, che penso che ormai, diciamo, forse qualche anno fa ce lo raccontavano e nessuno ci voleva credere, ma le evidenze già solo degli ultimi 2 anni, basta ricordare le grandinate con i chicchi di grandine molto importanti, i violenti nubifragi, piuttosto che la siccità importante che abbiamo visto solo un anno fa, ci mettono chiaramente di fronte al fatto che si sta compiendo un cambiamento, diciamo, di quello che è la Terra come noi la conosciamo. Questo però allo stesso tempo, questi scenari e la scienza ci dicono che si può intervenire riducendo quelle che sono le emissioni in atmosfera per arrivare alla neutralità climatica così definita, cioè una quantità di emissioni ridotta da parte, diciamo, delle popolazioni mondiali. Noi dobbiamo fare la nostra parte, ognuno deve fare la propria, questo è evidente, ricordandoci che chi ha contribuito maggiormente a questa condizione sono i paesi, diciamo, sviluppati, insomma, sicuramente dall'Europa ai paesi, diciamo, agli Stati Uniti, ai paesi comunque che si sono sviluppati via via, e dobbiamo garantire noi per primi un passo diverso, e credo che in qualche modo sia stato messo in campo uno scenario plausibile. Il vero problema è l'applicazione di questi scenari da parte della politica, ad esempio la conversione rispetto alla produzione di energia elettrica dal consueto utilizzo, diciamo, delle fonti fossili a quello delle energie rinnovabili, che ancora, nonostante sia un obiettivo da raggiungere, dichiarato e tecnologicamente fattibile, ancora vediamo, diciamo, arrancare la politica che rincorre invece, insomma, il nucleare piuttosto che ritorni al passato, come abbiamo visto col carbone, per carità, durante un periodo complicato come quello attivato con la guerra, no, alle porte dell'Europa tra Russia e Ucraina, però ecco, sono dei passi indietro che ci riportano agli anni 80, agli anni diciamo pre-nucleare del nostro paese. Significa, diciamo, non aver colto da parte della politica l'opportunità di raggiungere l'obiettivo non solo cambiando l'automobile ogni singolo cittadino e andando in bicicletta, diciamo, come si banalizza di solito, invece che andare in auto, ma di convertire quelli che sono
penso che l'aspetto della transizione ecologica o della conversione dell'economia sia un elemento centrale per garantire a chiunque viva su questo pianeta. Ripeto, partiamo dall'Europa, dove possiamo in qualche modo esprimere noi una capacità anche tecnologica e di innovazione che credo abbia illuminato tanti territori oltre al nostro per fare un passo in più. Però ecco, le scelte sono sempre in mano alla politica. Certamente, quello che chiamiamo genericamente la politica, che poi in realtà non si capisce cosa sia. Di volta in volta cambia la faccia, cambia il personaggio e di possiamo dire i partiti, insomma, rimentiamo forse tutto da capo. Cominciamo a individuare meglio, insomma, possiamo dire i partiti che hanno scelto, deciso di candidarsi e di governare. Non sono partiti, ormai sono arrivati, non sono partiti, erano partiti una volta, adesso sono tutti arrivati. Di conseguenza ognuno affronterà il problema a modo suo. Ma mi domando se effettivamente siamo in grado di invertire la rotta. Professor Roberto Antonietti, siamo in grado di invertire la rotta, cioè riusciamo a raffreddare la terra, perché continuiamo a dire non usiamo più determinati prodotti fossili piuttosto che altri prodotti per il riscaldamento, l'inquinamento eccetera, ma riusciamo a invertire la rotta? Abbiamo un meccanismo, oppure quello che gli scienziati non dicono, che la Terra continuerà a diventare sempre più calda perché nessuno può invertire la rotta che abbiamo messo in piedi noi? Prego. Sì, di nuovo buonasera. Allora, la rotta si potrebbe invertire o quantomeno frenare l'emorragia, però diciamo che questa COP28 sta mettendo un po' a dura prova anche il mio ottimismo in questo, perché ci sono diversi fattori che stanno un po' remando contro quest'idea, e sono i seguenti, secondo me. Il primo è, la scienza ci ha già detto tutto, o quasi tutto, quello che si deve fare. In primis, per esempio, ormai è risaputo, e lo dicono gli economisti o i sociologi, lo dicono scienziati naturali, lo dicono gli ingegneri, lo dicono i biologi, i geologi, una condizione necessaria, ma non sufficiente, ma necessaria per mantenere, come dire, la Terra in temperatura, o ridurre addirittura, o evitare, insomma, che la Terra si surriscaldi ulteriormente, è mantenere i giacimenti dove sono, cioè nel sottosuolo, quindi evitare di estrarre ulteriori quantità di petrolio o di gas naturale. Beh, il trend che stiamo osservando è esattamente il contrario. Noi stiamo osservando un aumento dei progetti di estrazione del petrolio, stiamo osservando dichiarazioni, non dimentichiamoci quello che ha dichiarato Trump qualche giorno fa, potrà essere anche poco credibile, però è un papabile candidato alla nazione probabilmente più potente del mondo, che ha detto che la prima cosa che farà sarà trivellare a destra e a manca. Terza, le dichiarazioni ovviamente di Al-Jaber, insomma dell'emiro, che poi sì, sono state ritrattate. Non dimentichiamo che c'era anche il presidente di Exxon che girava liberamente, insomma, tra i tavoli, gira tuttora, insomma, tra i tavoli della COP28, e il numero di lobbisti dell'industria petrolifera non ha mai raggiunto cifre così elevate, tant'è che ha superato addirittura il numero delle delegazioni. E non dimentichiamo nemmeno che a finanziare tutti questi progetti sono poi i grandi gruppi bancari, cioè le banche, questo ce lo dice uno studio, diciamo, correlato alla BCE. I grandi gruppi finanziari stanno, nonostante le dichiarazioni di voler finanziare progetti green o di trasformazione ecologica, di transizione ecologica, stanno di fatto finanziando o pesantemente industrie brown, cioè industrie inquinanti, oppure stanno continuando a finanziare progetti di industrie o di settori, di aziende che proclamano di adottare progetti di investimento verso la transizione ecologica. Poi in realtà non lo fanno, però le banche, anziché appunto fermare i finanziamenti, continuano, pur di evitare buchi di bilancio, continuano di fatto a finanziare questi progetti. Mettiamoci pure, per concludere, gli interessi di paesi come Cina, India, Russia, che sono paesi
chiamiamoli in via di sviluppo, anche se ormai insomma, buona parte di essi sono già sviluppati, ma sono i paesi più grandi del mondo dal punto di vista fisico e anche della dotazione di risorse naturali, sono paesi a grandissima e rapidissima espansione. Questi paesi sono, è vero che noi paesi avanzati abbiamo contribuito in passato alla situazione attuale, però adesso l'Europa in primis e gli Stati Uniti poi a seguire sono i paesi più virtuosi dal punto di vista delle emissioni o della riduzione delle emissioni. Sono però questi paesi che adesso stanno contribuendo di più alle emissioni, che globalmente stanno aumentando, non stanno diminuendo, stanno aumentando. Quindi qui si tratta di convincere questi grandi paesi, Cina, India in primis, Russia, ma anche paesi dell'area MENA ovviamente, a invertire la rotta. Questo è il gioco, secondo me, questo è il punto chiave di tutto. E l'elevata litigiosità, è vero che manca ancora qualche giorno, ma il tasso di litigiosità, la mancanza di accordi, certo qualcosa è stato fatto, è innegabile, insomma ci sono stati dei passi avanti nella COP28, ma sono secondo me briciole di fronte in realtà a un accordo che manca, ma mancava già dalla COP27, mancava già dall'accordo di Parigi, è da Kyoto che se ne parla, ma alla fine dei conti se non si mettono d'accordo questi 3-4 grandi paesi, io temo che sarà veramente difficile. Noi possiamo fare tante cose, siamo bravi, in Europa siamo forse i migliori al mondo, però non basta e come ha detto anche lei, e chiudo, non c'è più tempo. Questo è il grosso problema, il tempo ormai è scaduto. Siamo in fase di irreversibilità, ma il problema è un altro. Chi è che vuole effettivamente invertire la rotta e chi è capace di invertire la rotta? Perché se io riscaldo un qualche cosa, continuerà a aumentare la sua temperatura, quella della Terra. Bisogna rimettere in condizioni il pianeta di non usare determinate risorse, diciamo, energetiche e dobbiamo anche noi abbassare il livello di consumo perché altrimenti non c'è possibilità di andare da nessuna parte. Stefano Menegus. Beh, noi vediamo prima di tutto in questa COP una crisi democratica che vediamo a livello globale. I gruppi ambientalisti anche in Europa ormai vengono bollati, etichettati come gruppi addirittura terroristici per alcuni momenti, addirittura Extinction Rebellion, che è un movimento non violento, è stato etichettato come un gruppo estremista e addirittura in alcuni posti dove prima le regole erano più permissive, come per esempio nel Regno Unito, il diritto di manifestazione adesso è in pericolo perché si possono fermare le manifestazioni ancora prima che vengono messe in atto. Quindi il problema qui è dato anche poi dalla percezione che il pubblico riesce ad avere di questo problema catastrofico a cui andiamo incontro. Viene vietato a chi è interessato all'argomento, a chi è preoccupato, a chi si è informato, di lanciare l'allarme e anzi viene trattato come se fosse un criminale. Quindi anche questa COP28, conferenza delle parti, l'ONU ne ha fatte molte, non solo sul clima, noi abbiamo visto conferenze delle parti negli anni passati, anche nei decenni passati, per esempio sulla biodiversità si sono fatte delle cose grazie a queste conferenze delle parti organizzate dall'ONU. Però quest'anno è stata organizzata a Dubai, quindi in uno stato, in una città-stato legata ai combustibili fossili, quindi al petrolio, al carbone, al gas naturale, che sono la causa principale del cambiamento climatico che noi stiamo vedendo tutti quanti in questo periodo, in un paese dove non c'è la libertà, non ci sono le libertà democratiche che abbiamo qui, quindi non c'è il diritto di manifestare, e in più vediamo che chi gestisce questa conferenza delle parti in cui tutti dovrebbero discutere come più velocemente possibile frenare la corsa a rotta di collo verso un muro che sta facendo l'umanità, ci sono i CEO delle industrie petrolifere, i lobbisti, insomma noi vediamo e sappiamo benissimo che il problema del cambiamento climatico è dato dal riscaldamento del pianeta. Questo è dovuto al fatto che noi stiamo bruciando le riserve di carbonio fossili che si sono create nei milioni di anni passati. Abbiamo le tecnologie per evitare di usare questi combustibili fossili e anzi è addirittura conveniente, perché noi adesso vediamo dalle statistiche degli istituti internazionali, quindi non degli ambientalisti, vediamo che l'energia eolica e l'energia solare sono quelle più facili da installare,
sono le più economiche, quindi sono più economiche anche dell'energia elettrica per esempio da carbone o da petrolio, e il motivo per cui non vengono impiegate in modo massivo è semplicemente un'inerzia della società. Abbiamo persone che cercano di remare contro per difendere degli interessi, e anche una convinzione, anche una questione psicologica del pubblico che non ha capito forse ancora che il solare e l'eolico sono non solo più buoni, ma sono anche più economici, più convenienti, e infatti è quello che è riuscito a fare il povero Biden, il presidente americano, che è bistrattato da tutti perché sicuramente ha degli aspetti contraddittori e opinabili, certo, ma con l'Inflation Act, che è un testo di legge che è stato passato dalle Camere negli Stati Uniti, è riuscito a far capire all'industria che la transizione ecologica può essere anche un modo per potenziare e rendere più forte l'economia anche da un punto di vista capitalistico. Quindi anche per il capitalismo, che noi denunciamo come irresponsabile del cambiamento climatico, inizia a essere conveniente la transizione ecologica. E infatti Biden e gli Stati Uniti d'America, che sono storicamente dei grandissimi inquinatori, perché tantissime delle emissioni che noi vediamo oggi sono state fatte dalle industrie americane e dalle estrazioni americane del mondo, perché ricordiamoci che la maggior parte delle industrie petrolifere sono anche di origine americana, insomma sono in America. Però le proiezioni dicono che l'America sarà una di quelle nazioni a scendere di più grazie a questi investimenti massivi nelle energie rinnovabili, che noi qui sembriamo, almeno in Italia, ne parliamo come se fossero fantascienza. Invece potremmo in pochi anni, con investimenti grossi e togliendo i soldi ai combustibili fossili, perché ricordiamoci che nel 2022, cioè l'anno scorso, globalmente sono stati dati 1.000 miliardi di sovvenzioni ai combustibili fossili, che sono il nemico numero uno della nostra salvezza in buona sostanza, perché la situazione è drammatica, quella del clima. Noi vediamo ogni anno gli eventi atmosferici sempre più gravi, le siccità, la temperatura che aumenta, ma sappiamo, grazie agli ultimi studi, che non abbiamo una certezza di quello che succederà nei prossimi anni, cioè tutte le previsioni passate si sono rivelate ottimiste. Noi abbiamo visto sempre che tutto è stato molto peggio negli anni scorsi della peggiore delle ipotesi che sono state previste dagli scienziati dell'ONU. E non sappiamo se ci saranno dei punti, come diceva lei, di non ritorno, oltre cui non sappiamo esattamente cosa succede. Per esempio, se collassassero i sistemi glaciali in Antartide o in Groenlandia, noi sappiamo cosa succederà alle correnti oceaniche? Non lo sappiamo. Se collassassero i sistemi pluviali dell'Amazzonia o delle foreste africane, sappiamo se quelle zone sarebbero ancora in grado di sostenersi da un punto di vista biologico della vita? Non lo sappiamo. Se ci fossero dei collassi improvvisi della barriera corallina, sappiamo se gli oceani sarebbero in grado di sopravvivere? Probabilmente no. Quindi noi andiamo incontro a emergenze sempre più grandi e poi alla conferenza delle parti delle Nazioni Unite facciamo accordi su come vendere petrolio. Sì, diciamo che ci stiamo prendendo in giro, cioè quello che noi diciamo anche in questa trasmissione non è sufficiente per far capire alle persone a che rischio stiamo andando incontro. E non solo per noi che abbiamo naturalmente un tenore di vita abbastanza buono, ma per le prossime generazioni, ripeto, perché quelle si troveranno in un grande disastro. Ma allora mi domando, io ho sentito una frase nel 1946, mia madre ha detto il clima è cambiato e la causa è la guerra, cioè solo a mettere insieme i bombardamenti di quell'epoca avevano cambiato radicalmente la temperatura della terra, avevano cambiato il clima, avevano cambiato il periodo delle piogge e tutto il resto, e poi è andato di conseguenza. Naturalmente queste memorie non rimangono, vengono cancellate, ma i primi di ottobre nevicava nelle montagne, e parliamo degli anni 40-50. Ma c'è una volontà di cancellarle, perché certo, altrimenti noi ci renderemo tutti conto
del pericolo che stiamo correndo. Io faccio un esempio perché il problema secondo me è anche che a volte parliamo in un modo troppo astratto di questo problema, no? Allora immaginiamo che la Terra sia una persona invece che la Terra, che sia un organismo. Noi è un organismo. Possiamo parlarne come se fosse un organismo, no? Sì. Se un essere umano aumenta la temperatura di 1 grado, prima non ha la febbre e poi ha la febbre. Se aumenta di 1,5 gradi, la febbre magari arriva a 38,5. Se aumenta di 4 gradi, la persona muore. A 41 gradi una persona non riesce a sopravvivere. Noi stiamo assistendo a una cosa simile con la Terra. Noi vediamo questo numeretto, 1,5 gradi. Noi stiamo cercando con gli accordi di Parigi che sono stati fatti e ratificati e proseguiti nelle scorse conferenze delle parti di rimanere sotto questo 1,5 gradi. È quello che noi possiamo fare. No? Lei diceva non possiamo raffreddare la Terra adesso, no. Però possiamo cercare di evitare di far avere 41 gradi di febbre al paziente. Ma il discorso del grado e mezzo è una presa in giro, perché fanno il complessivo di tutta la temperatura terrestre, quindi ci mettono dentro gli oceani. Ora, aumentare la temperatura di un oceano è una cosa molto complicata, ma se io vado sulla Marmolada, mio zio che ha fatto la prima guerra mondiale viveva sotto il ghiaccio, scavavano e vivevano sotto il ghiaccio, oggi non c'è più niente. Certo. Ecco, quindi siamo in una situazione irreversibile, ma naturalmente il problema è sempre l'informazione non viene data. E di conseguenza cerchiamo con queste trasmissioni di dare un'informazione un po' più completa grazie alla vostra presenza, e allora partirei con il primo contributo. COP28. Mi mostri una strada per eliminare i combustibili fossili che consenta uno sviluppo sostenibile, a meno di non voler riportare il mondo nelle caverne. Parole del presidente della COP28 di Dubai, il sultano Ahmed Al-Jaber, negando in pratica che i combustibili fossili contribuiscano al cambiamento climatico. Una frase a dir poco infelice proprio in apertura della 28ª edizione di una conferenza sul clima che negli anni ha risolto sicuramente ben poco sul fronte della tutela del pianeta e del contrasto al riscaldamento globale. Un appuntamento ormai per i grandi interessi economici e energetici, con i lobbisti del fossile che sono quadruplicati rispetto agli anni scorsi e dove di ambiente e di decarbonizzazione si parla sempre meno. Gli allarmi invece proliferano. Il rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente avverte: se le emissioni globali di gas serra non diminuiscono del 7,6% ogni anno da adesso al 2030, non si riuscirà a restare sotto gli 1,5 gradi centigradi di aumento della temperatura media globale, così come era stato previsto dall'accordo di Parigi, ma è evidente che le temperature stanno salendo ben oltre le previsioni e qualsiasi misura si metta in atto servirà a ben poco. Anche per la COP28, così come per le edizioni precedenti, serve invece un accordo per una riduzione di produzione e uso di petrolio e gas entro il 2050, ma sarebbe un miracolo visto che nelle 27 edizioni precedenti non si è riusciti. E per arrivare alla decarbonizzazione prontamente sono arrivati i sostenitori del nucleare, i paesi dove sono oggi attive le centrali nucleari, dagli Stati Uniti alla Francia in primis, insieme a un'altra ventina di nazioni che hanno annunciato un accordo per triplicare la potenza nucleare installata entro la metà del secolo. John Kerry, ex segretario di Stato e inviato americano per il clima, ha detto: questa non è un'alternativa assoluta ad altre fonti di energia, ma non si può arrivare ad emissioni nette zero entro il 2050 senza il nucleare. Come dire, per avere un mondo più pulito bisogna usare l'energia dell'atomo, che lascerà però scorie per millenni alle generazioni future, con tutti i rischi annessi e connessi. Abbiamo tempo da perdere dunque in distrazioni pericolose come potrebbe essere il nucleare? Anche no, possiamo dire tranquillamente. L'Italia sta rimpiazzando i combustibili fossili con le rinnovabili e investendo nei biocarburanti che
verdi completamente non lo sono, ma al momento comunque l'Italia resta dubbiosa sulle soluzioni proposte. Serve un accordo globale però per cambiare le cose, e mentre i negoziati proseguono, la Presidenza di turno prepara e propone agli Stati, che possono solo accettare o rifiutare, bozze della decisione finale di un vertice che continua a essere divisivo. A pesare come macigni, del resto, ci sono interessi economici che sono enormi, la grande finanza, quella che, come diceva lo scomparso Henry Kissinger, è in grado di controllare il mondo, e il fatto stesso che la conferenza si stia tenendo a Dubai dovrebbe dirci qualche cosa. Ma il tema dell'energia, dalla quale la nostra società è dipendente, resta il tema centrale. Senza energia effettivamente si tornerebbe nelle caverne, continuando a usare il fossile invece andiamo verso l'autodistruzione. Non abbiamo alternative. Prego, Lazzaro. Un po' di cose, diciamo, sparse. La prima, se il numero dei lobbisti del petrolio, delle fossili è quadruplicato, significa che qualcosa forse è stato fatto per smuovere così tanto i lobbisti che ci sono sempre stati, sono dentro le istituzioni, lo sappiamo bene, da quelle europee a quelle internazionali. Evidentemente c'è, diciamo, una certa paura rispetto a un abbandono dell'utilizzo di questi combustibili, dal gas, su cui invece si continua, ad esempio nel nostro paese, a fare perno, addirittura, diciamo, candidandosi come hub del Mediterraneo da questo punto di vista, che ci fa fare un passo indietro e rallentare sull'eolico e il fotovoltaico, su cui invece dobbiamo investire. E un altro elemento così di distrazione, dicevi bene nel servizio, è quello del nucleare. Insomma, il tema del nucleare, noi crediamo, insomma, da tempo lo diciamo, che sia una tecnologia, quella della fissione nucleare, quindi di questi fantomatici, questo fantomatico nucleare di quarta generazione, sia una tecnologia in via di estinzione. Il nucleare ormai nel mondo, al di là dei proclami, sono più i reattori che si spengono di quelli che partono. Quelli che sono in progettazione, ad esempio quello in Francia di Flamanville, piuttosto che un reattore in Russia, sono ancora in costruzione. Quello francese doveva essere pronto nel 2009-2012, una cosa del genere, e costare 5 miliardi. Dicono che sarà pronto nel 2024, la nuova data, quindi vedremo, manca molto poco, e il costo adesso è 19 miliardi. E senza considerare il tema irrisolto dei rischi di incidenti nucleari, del rischio di essere, come abbiamo visto per l'Ucraina, un bersaglio, un nodo anche, diciamo, anche rispetto a attacchi o a gestione in caso di conflitti, che può creare enormi problemi, senza parlare delle scorie nucleari, come si accennava nel servizio, che sono un elemento chiaramente da considerare. Penso all'Italia, in un paese che ancora non è stato capace di localizzare un sito per mettere le scorie di media e bassa radioattività, quindi non parliamo di quelle alta radioattività che abbiamo in eredità dalle prime centrali nucleari che nel nostro paese erano state attivate, e che ancora girano per il nostro paese, mettendo a rischio dal punto di vista ambientale popolazioni e territorio, e ancora non abbiamo risolto questo problema. Quindi ecco, per non parlare dei costi, lo accennava prima che oggi le rinnovabili sono competitive dal punto di vista tecnologico e economico. Non lo dicono gli ambientalisti, di nuovo lo dicono studi della finanza, del mondo del capitalismo. Più o meno costa, credo, 3 volte tanto, ecco, un kilowatt prodotto da nucleare rispetto a un kilowatt prodotto da eolico, da fotovoltaico ancora meno, o da eolico. È evidente che su questo, torno a dire, o c'è uno scatto deciso da parte di chi deve condurre un paese verso una soluzione, il pianeta, verso una soluzione equa per tutti, oppure si continuerà a stare nelle mani di chi spinge, di chi finanzia campagne elettorali, piuttosto di chi in qualche modo sostiene o cerca di far sostenere un modello che ci sta facendo andare a rotoli. Ecco, io forse mi sento di invertire questa, forse nelle caverne ci andremo se continuiamo a usare i combustibili fossili, ecco, questo è o ci andranno quelli che sono, diciamo, in condizioni economiche non come gli emiri del Qatar, dell'Arabia, o chi invece anche nel nostro paese vive sopra le possibilità rispetto a quello che invece la maggior parte delle persone purtroppo, diciamo, vive anche nei contesti di crisi che
le speculazioni sull'energia di nuovo hanno portato, perché le speculazioni sul gas che abbiamo visto dopo la guerra, con la guerra in Ucraina con la Russia, piuttosto diciamo che i movimenti di prezzi ogni qualvolta succede diciamo una qualsiasi tipo di instabilità geopolitica, perché poi ricordiamoci che noi il gas, ecco, per non parlare di nucleare ma tornare a un elemento che io faccio parte di Legambiente, e Legambiente negli anni 90 parlava di gas come energia, come elemento di transizione per uscire dal carbone e dai combustibili fossili. Oggi non è neanche più il gas un'energia di transizione, dobbiamo tenere anche il gas e il metano nelle riserve e non utilizzarlo più, o almeno cercare diciamo di limitarne l'utilizzo, e invece stiamo massificando quell'aspetto e di nuovo non investiamo nelle rinnovabili. Ultimo aspetto sulle rinnovabili: è importante anche dire che il Paese deve fare uno scatto culturale in avanti, perché spesso si parla di problemi con le rinnovabili rispetto a un'ipotetica perdita di paesaggio o di problemi del territorio. Certo, tutte le opere vanno realizzate al meglio e devono insediarsi nei territori nel modo corretto, come per qualsiasi opera e infrastruttura si vada a realizzare, ci mancherebbe altro. Però ecco, noi cerchiamo come associazione ambientalista di portare anche a questo cambio di paradigma, perché non capiamo perché una centrale a gas o l'aumento del rigassificatore ad esempio a Porto Viro non sia un problema dal punto di vista paesaggistico, o le trivellazioni che sono annunciate in Mar Adriatico entro le 9 miglia dalla costa non sono un problema dal punto di vista del paesaggio oltre che dell'ambiente, mentre lo possono essere delle pale eoliche a 12 miglia o più dalla costa, piuttosto che pannelli fotovoltaici che, seppur dobbiamo metterli sui tetti, dobbiamo metterli su tutte le coperture possibili, o con le comunità energetiche che speriamo siano finalmente, dopo un anno dall'annuncio, dovrebbero entrare in vigore, o meglio aspettiamo i decreti attuativi che vediamo quando il Ministro all'Ambiente li vorrà realizzare, sicuramente non entro quest'anno, ma dobbiamo fare le comunità energetiche, mettere i pannelli sui tetti, ma queste sempre di nuovo la scienza e comunque lo studio e la ricerca ci dice che copriranno un terzo circa del fabbisogno energetico, e dobbiamo fare anche gli impianti di utilità di scala, così si definiscono, quindi gli impianti che sostituiscono oggi i grandi impianti di approvvigionamento. Sì, ma chi fa che cosa? Perché stiamo dicendo bisognerebbe fare, e usiamo il condizionale. Ma questo si sta facendo, il problema è che non c'è una spinta collettiva in questo senso. Beh, si stanno realizzando oggi in Italia, nel nostro paese ci sono circa 1.200.000 impianti di produzione di energia fotovoltaica ad esempio, e questo fa anche paura, perché siamo abituati a concentrare la produzione e non a distribuirla, e questo di nuovo è un elemento di contrasto rispetto ai grandi produttori. È una briciola in un universo che è ben diverso. Ma infatti se posso intervenire, è proprio quello che cerchiamo noi di Extinction Rebellion e altre associazioni di rendere chiaro a tutti quanti. Siamo in una situazione drammatica come potrebbe essere quella che è successa per esempio poco tempo fa in Ucraina. Cioè c'è una guerra, è una situazione drammatica, giusto? E la comunità internazionale ha trovato, fino ad ora, vediamo poi cosa succederà, l'unità di prendere una decisione, giusta o sbagliata, questa lo decide ognuno di noi, no? E quindi sono arrivati miliardi e miliardi in aiuti bellici, uno può essere d'accordo o no, però cosa è successo? Molte nazioni si sono unite e hanno detto sosteniamo un paese piuttosto che l'altro, no? È successa una cosa simile quando c'è stata la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti di fronte alla minaccia nazista, e forse, chissà, c'erano altri interessi probabilmente, però hanno convertito e hanno messo tutti i soldi della nazione in questa guerra. Ecco, sarebbe ideale. Non ci hanno messo soldi. Però hanno convertito l'impotenza industriale. Si sono inventati di avere investito denaro che non c'era. Lo ha fatto Roosevelt perché stampava pezzi di carta che non valevano niente, allora c'era la base aurea non corrispondeva più. Però noi abbiamo visto che se uno Stato decide di fare qualcosa collettivamente può farlo, quindi giustamente lei diceva è una goccia nel mare se noi pensiamo solo al singolo.
manca una cultura. Ma serve anche che le nazioni decidano di fare qualcosa di forte, per esempio togliere completamente le sovvenzioni ai combustibili fossili e dare tutti i soldi che si tolgono dai combustibili fossili alle rinnovabili. Questa è già una cosa che si potrebbe fare. Quello che dici è perfettamente giusto, soltanto che non c'è un segnale minimo, salvo qualche pannello solare in cima a una casa, eccetera, che affronti realmente queste cose. Allora noi, mi sono curato di capire, diciamo la Cina inquina, è vero, l'India inquina, è assolutamente vero, ma ci sono anche l'Africa inquina. Ma che cosa fanno in Africa, in India e in Cina e in molti altri paesi sottosviluppati? Producono per noi. Certo. Allora, è inutile che io dico loro inquinano, ma io compro il prodotto che loro usano per fare quello che stanno facendo. Allora, è chiaro che la Cina ha tutto il vantaggio di creare un'economia, diciamo, più forte, più adatta al loro ambiente e alla loro popolazione, perché la Cina è nata 30 anni fa, non è che sia nata chissà quando, perché l'abbiamo distrutta. Noi europei che siamo buoni, perché la guerra in Cina ha avuto 140 anni. Gli inglesi erano i grandi fautori di questa guerra globale, perché le guerre globali c'erano anche allora. Però, attenzione, non possiamo soltanto chiacchierare, allora bisogna mettersi nell'ordine di idee di imporre ai politici che non hanno nessuna intenzione di ascoltarci, ve lo garantisco. Io sono 60 anni che faccio questo mestiere, nessuno mi ha mai confortato nelle cose che portiamo avanti. Ma per quale motivo? Perché i problemi, diciamo, i problemi di tutti i giorni sono più importanti di quelli che invece sono quelli, diciamo, quei problemi strategici che rischiano l'estinzione dell'uomo sulla faccia della terra. Ma il rischio è molto breve, cioè è prossimo. Certo. Fate solo un pensiero, che se Giulio Cesare inquinava come inquiniamo noi adesso, ed ha inquinato, perché non è che si tirava indietro, ma non aveva i mezzi per farlo, come li abbiamo noi in questo momento, noi non ci saremmo oggi. Allora, soltanto causa ed effetto, ci rendiamo conto che stiamo andando a tutta velocità contro una montagna e ci autodistruggeremo. Vediamo le nostre montagne. Io mi ricordo quando erano innevate anche d'estate, oggi non ci sono più. Ma questo è solo un segnale, poi ce ne sono 1000 altri. Quanta plastica usiamo noi ogni giorno e la buttiamo in mezzo all'oceano e i pesci se la mangiano e muoiono. Non abbiamo neanche percezione di quello che sta succedendo. Io ho avuto modo di vedere in Grecia e in Turchia, dove sono stato nel 1967 e sono tornato poi nel 2000, nel 2010, sott'acqua. Una volta l'acqua era talmente limpida che io ho avuto i brividi, cioè mi sembrava di cadere perché non so chi mi sorreggeva, tanto era limpida l'acqua. Adesso, se io allungo una mano, non vedo le mie dita. Ma questo non è soltanto uno dei fattori, ci sono altri migliaia di fattori. E quando noi diciamo ricicliamo, ma chi siamo noi? L'1 per 1000 di tutto l'universo e l'Europa? Non ci siamo. Sì, è vero, noi facciamo la differenziata, ma poi effettivamente come riusciamo a risolvere il problema? Non abbiamo le soluzioni e neanche i politici che si impongono di trovare le soluzioni. Professor Antonietti, un commento da parte sua. Cosa posso aggiungere? Io mi trovo abbastanza in linea con quanto ha detto. Ci manca coraggio sicuramente. Il problema è molto complesso. La soluzione sembra semplice, ma probabilmente non lo è, visto l'insieme degli interessi, e dobbiamo anche essere pragmatici e realisti.
Sì, il problema non è avvertito alla stessa maniera, c'è ancora tanto scetticismo, non dimentichiamoci che tante persone sono scettiche o negano addirittura il problema, quindi questo sicuramente non aiuta. Le agende politiche non sono permeate di strumenti e di azioni orientate pesantemente a risolvere questo problema. Questo l'abbiamo visto da noi in Italia, ma lo vediamo anche in altri paesi. E come ha detto lei giustamente, noi possiamo anche guardare alle elezioni europee, possiamo guardare alle elezioni in Italia, possiamo guardare anche agli Stati Uniti, al Giappone, ai paesi avanzati, ma sappiamo nulla o poco e dovremmo guardare sicuramente molto di più a ciò che si fa in tutto il resto del mondo, perché il problema è globale. E quando si dice che è globale si intende anche un'altra cosa, non solo su scala geografica chiaramente, ma perché le produzioni sono globalizzate, quindi noi viviamo le produzioni sono una rete, quindi noi abbiamo imprese che producono in Europa, imprese europee che producono in Cina, in India, viceversa, le imprese indiane e cinesi che producono da noi. L'Africa ormai è diventata la nuova terra di conquista, ormai già da qualche anno, quindi probabilmente il focus si sposterà su quelle zone. Anche le rinnovabili stesse, cioè il problema delle rinnovabili, che sicuramente sarebbero la soluzione al problema, assieme anche, non dimentichiamoci, il carbon tax per esempio. Noi in Europa abbiamo anche mercati regolamentati sui carbon markets, sui carbon asset, quindi abbiamo anche degli strumenti che possiamo anche trasferire, possiamo essere un esempio virtuoso anche da trasferire nelle altre parti del mondo. Però resta un problema, noi siamo A, la minoranza, B, siamo dipendenti purtroppo da Cina, Russia, anche in parte Stati Uniti ovviamente, Africa, quindi paesi che hanno naturalmente la maggior parte delle risorse, anche per produrre quelle tecnologie rinnovabili che poi ci servono. La Cina ormai detiene il monopolio di fatto nelle risorse e di conseguenza anche nella produzione, per esempio dei pannelli fotovoltaici, ma anche delle centrali nucleari di nuova generazione, quindi anche quando parliamo, piaccia o non piaccia, di nucleari di nuova generazione, delle nuove centrali, delle piccole centrali, no? le SMR, a uranio arricchito e quant'altro, teniamo conto che i principali produttori di centrali da una parte e poi anche di uranio sono Russia e sono Cina, quindi siamo sempre lì, ci sono problemi geopolitici enormi, quindi noi comunque dipendiamo da zone del mondo che piaccia o non piaccia, ci tengono un po' in scacco. Gli Stati Uniti stanno reagendo, Bill Gates adesso pare stia costruendo le nuove centrali, sta andando in giro anche lui a fare lobby per attirare, non lo so come se ne esce da questa situazione, è un problema a 360 gradi. Sicuramente servirebbero, cioè, l'unico modo secondo me, guardi, paradossalmente l'unico modo sarebbero proprio queste COP. Queste COP sono il luogo in cui effettivamente si incontrano tutte le parti. La COP28 è stata, se non sbaglio, è di fatto la COP più partecipata dal punto di vista delle delegazioni. È qui che si mettono a nudo gli interessi e di fatto tutto il mondo è rappresentato. Però l'accordo deve venire lì. Noi, ripeto, in Europa siamo anche virtuosi, ripeto, su tanti aspetti, dal punto di vista delle regulation, possiamo fare sicuramente di più, anche dal punto di vista del cambio nei pattern di consumo, dal punto di vista dell'adozione di pratiche di economia circolare, possiamo diffondere tutto quanto nel mondo e va bene, bisogna che lo facciamo. Però, ripeto, se siamo solo noi a farlo, poi non so. E magari lo faranno anche gli altri, se ne renderanno conto, ma c'è un problema di tempo che non è indifferente, quindi già al 2050, pensare al 2050 come obiettivo è già ambizioso. Il problema è che bisognava già essere molto avanti a questo punto. Il problema è che non solo siamo indietro, ma siamo in totale controtendenza a quello che bisognerebbe fare. Sì, facciamo un calcolo molto quindi bisogna smuovere interessi, probabilmente da qualche parte bisogna cominciare. A me piace pensare che questo primo passo lo debba fare la politica, intesa come
i cittadini che esprimano il proprio voto a favore di programmi e esponenti, diciamo, che abbiano come unico, anche ossessivo punto di programma la lotta al riscaldamento globale. Questo è il punto centrale, tutto ruota intorno a questo. Dagli incentivi alle politiche industriali, all'istruzione, c'è tutto, il commercio internazionale, tutto può ruotare intorno a questo tema. Certo. E poi però servono le azioni di politica, ovviamente, chiare, che siano coraggiose. Ma facciamo un calcolo banale. 65.000 mi pare sono gli invitati a questa riunione globale, giusto? Sono un po' di più. Quanto? Lasciamo che sia 65, 70, 100.000. Quanto hanno inquinato per andarsi a trovare e chiacchierare, e quanto potevano fare la stessa cosa attraverso i mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione, se hanno voglia di farlo. Ecco, questa è la problematica. Io sono stato in Armenia un paio di volte e negli altopiano del Caucaso non ci sono più alberi, perché nel tempo li hanno usati tutti. Adesso stanno coltivando la vite, ma sono piccole cose. Solo che noi hanno i laghi che si stanno asciugando. Tu puoi camminare su un lago dove con 4 passi andava a fondo 4 metri, adesso arrivi fino a metà del lago perché tanto l'acqua ti arriva alle ginocchia. Questo ti dà l'idea di quello che sta succedendo. Ma lì è un problema di una stupidità unica, perché basterebbe che si mettessero a piantare piante, e visto che poi l'ONU che gratifica tutte queste iniziative pagasse di piantare intere foreste che c'erano una volta, ma non sono, noi guardiamo sempre il Sud America perché i sudamericani devono lasciare a noi le foreste perché sennò noi soffochiamo. Basta andare sul Caucaso, basta andare in Cina, basta andare in Mongolia e ci si mette là e si dà, peraltro è gente che lavora con uno stipendio molto basico, non è che dobbiamo investire miliardi, con miliardi riusciamo a ripopolare tutto il Caucaso con piante, e allora lasciamo un futuro alle popolazioni, ma bisogna fare queste cose. E non mi basta che il signor Renzi prenda l'aereo e vada a fare una conferenza in Dubai, non mi interessa. E sarebbe una cosa da dire: tu stai a casa, vuoi fare la conferenza, accendi il tuo computer e fai la conferenza, che tutti gli altri poi ti ascolteranno, ammesso che sappia parlare l'inglese. Ma lei giustamente Prego. Prima diceva che dobbiamo imporre alla politica, no? Perché prima il professore Antonietti, giusto? Sì. Prima ci diceva dobbiamo votare, e sono d'accordissimo, dobbiamo votare qualcuno che rappresenti questa preoccupazione. Il problema è che noi vediamo nelle democrazie moderne che l'affluenza al voto è sempre più bassa, che le persone sono sempre meno interessate alla politica. Allora cosa cerca di fare Extinction Rebellion? Cerca di dire: facciamo delle manifestazioni in cui l'impatto sul pubblico è grande per svegliare gli animi, per far sì che la gente si svegli e dica: caspita, ma la situazione è seria, noi possiamo fare qualcosa. E queste cose che possiamo fare e invito chiunque del pubblico a farlo, partecipare alle azioni delle associazioni ambientaliste, perché i numeri fanno la differenza. Se noi un giorno con Extinction Rebellion, come era successo a Londra, riuscissimo a essere 100.000 in una città, 1 milione, 10 milioni di persone ferme in una nazione, allora possiamo fare quello che diceva lei, cioè imporre alla politica, anche se nella politica c'è qualcuno che non riusciamo a allora, quella che noi chiamiamo democrazia è una scelta che noi facciamo, andiamo a votare, ammesso quelli che poi non ci vanno, ma andiamo a votare e quindi scegliamo qualcuno. Questo qualcuno, di qualunque origine sia, risponderà a noi quello che sta facendo? No, non l'ha mai fatto. Non l'ha fatto nel passato, non l'ha fatto nel presente, non credo che lo farà nel futuro, perché ci dicono tutto e fanno esattamente il contrario di tutto. Per quello sono state fatte le rivoluzioni. E quindi noi siamo in un momento, purtroppo, in cui o la vita o la morte, non dico rivoluzione armata, no, quello no. Io dico, quello che facciamo noi Extinction Rebellion è
non violenza, esattamente come quella che potrebbe essere di Gandhi o delle suffragette, cioè fermiamo tutto, fermiamoci tutti e diciamo ragazzi, così non si può andare avanti. Comunque le democrazie, diciamo, per formazione sono imperfette, no? Nel senso, una democrazia perfetta ancora io non l'ho vista. Credo comunque che sia sempre, diciamo, nell'alveo la democrazia così come la conosciamo, quella rappresentativa che abbiamo ad esempio noi in Italia, siano comunque meglio di regimi o di altre forme, diciamo, di dittature che vediamo purtroppo dalle altre parti del mondo. Però volevo lasciare un pensierino, diciamo, del bicchiere mezzo pieno, perché altrimenti quando facciamo questi ragionamenti poi uno dice vabbè, allora non faccio più niente e vado a lavorare in macchina e non cambia niente. In realtà io penso che il tema, diciamo, da affrontare sia il pensare globale ma l'agire locale, quindi se noi dobbiamo agire, noi dobbiamo mettere in campo tutti questi, diciamo, strumenti che abbiamo a disposizione, che la politica nolente o volente ha attivato, dagli accordi di Parigi che hanno messo in moto, ad esempio per l'Europa, certo il mondo è grande, però agiamo locale, quindi l'Europa ha messo in campo un Green Deal, un piano per l'Europa con svariati miliardi di investimenti per convertire l'economia verso l'economia circolare, per ridurre l'inquinamento, per migliorare la qualità della vita dei cittadini, e ci sono risorse economiche per le imprese, per le aziende, per i cittadini, per gli amministratori, e c'è in campo anche una conversione degli strumenti legislativi, perché serve anche quella. Il coraggio lo si trova se si ha anche la capacità di sistemare, di migliorare quelli che sono gli strumenti per governare i paesi e i territori, e quindi se guardiamo il bicchiere mezzo pieno qualcosa è stato fatto nel complessivo ragionamento che io ho 45 anni, quando avevo 20 anni, 25 anni in meno, non si parlava di politiche ambientali, non c'era una politica europea ambientale, il nostro paese non guardava alle questioni, a quello che succedeva per risolvere i problemi ambientali. Parlo solo dell'inquinamento atmosferico, che oggi siamo qui a ragionare sull'inquinamento dell'aria, ma se ci ricordiamo 20, 25, 30 anni fa, la qualità dell'aria era nettamente peggiore di quella che abbiamo oggi, quindi in qualche modo troppo lentamente, questo lo riconosciamo tutti, e bene fanno i giovani ragazzi che scendono in piazza, meno giovani che vogliono, diciamo, far svegliare le coscienze perché non c'è più tempo, però qualcosa abbiamo fatto, quindi il bicchiere mezzo pieno è: rendiamoci conto che c'è una forte resistenza di chi non vuole, di chi fa BAU, ecco, la dico così, cioè di chi fa business as usual, che vuole continuare a fare quello che ha sempre fatto perché va bene così, e quindi questi faranno sempre resistenza, come sempre esisteranno i negazionisti, insomma, ecco, chi pensa che il clima non cambi o chi dice che il clima è sempre cambiato, ha sempre fatto caldo, ha sempre fatto freddo, lo ha detto anche qualche esponente del nostro governo, insomma, ecco, queste banalità di chi vuole negare l'evidenza purtroppo esisteranno sempre. Il vero problema è chi rallenta perché non sa, per quindi non è a conoscenza di quello che succede, o di chi non vuole cambiare abitudini e quindi preferisce andare avanti come ha sempre fatto. Il nostro impegno collettivo, io credo, di chi fa l'associazione ambientalista, di chi fa mondo della comunicazione, della telecomunicazione, di chi fa impresa, che deve, per rimanere a galla, deve cambiare modo di produrre, e mi auguro, e questo è pensare globale, che come abbiamo esportato in qualche modo negli altri paesi, abbiamo ad esempio l'economia, la globalizzazione ha creato, no, dall'Europa, dai paesi sviluppati, dagli Stati Uniti, ha esportato modelli poco proficui, diciamo, dal punto di vista ambientale, credo che potremo avere la capacità di esportare anche un modello diverso, ad esempio quello dell'elettrificazione piuttosto che dell'innovazione nella gestione dell'economia circolare, la gestione dei rifiuti, piuttosto che la riduzione della produzione dei rifiuti, che è un elemento cardine, perché parliamo sempre di consumi di materie, ma dobbiamo ricordarci che il consumo delle materie prime in particolare deve essere ridotto ai minimi termini, e dobbiamo avviare quella che è la conversione dell'economia verso l'economia circolare, anche perché, e chiudo, quando parliamo di materie prime, se ne è accennato prima, di uranio per il nucleare, ma piuttosto che banalmente tutti i materiali, le materie prime, le materie critiche che ci servono per i nostri cellulari o per quei computer con cui fare i collegamenti, piuttosto che muoversi, diciamo, e andare a fare gli incontri di persona, anche lì abbiamo delle materie rare che noi non abbiamo e che vengono da altri paesi, e che comunque dobbiamo sapere che quando le incameriamo dobbiamo anche essere capaci di mantenerle ben strette, di riciclarle, recuperarle, e qui di nuovo serve attivare
il modello industriale che è in grado, è capace di recuperare queste materie, certo, che abbiamo, di restituirle al mercato, di creare materia prima seconda e di farci emancipare da quella che è una dipendenza dall'estero, da altri paesi, di qualsiasi, certo, tipo di materia prima piuttosto che di fonte energetica. Certo. Sì, ma questo apre un'altra, diciamo, un'altra porta molto grande, che riusciremo a fare questa cosa, perché noi abbiamo le batterie al litio che se si accendono non le spegni più, no? E cosa succede? Se ce l'ho in garage e prende fuoco, viene giù la casa, perché non c'è nessun vigile del fuoco che è in grado di avere uno strumento per poterle cancellare. Ma guarda caso l'Italia ha inventato la batteria al sale, ma non viene utilizzata. Arriverà. Allora, attenzione, bisogna avere anche coraggio. Allora, io molti anni fa avevo avuto l'incarico dalla Alfa Farmaceutici di fare un documentario sul nuovo antibiotico che naturalmente aveva scoperto Alfa Farmaceutici. Io l'ho fatto, abbiamo fatto un'animazione di come il meccanismo veniva utilizzato e che effetti faceva sulle cellule. Alla fine nessuna compagnia, diciamo, di farmaceutica ha accettato questo farmaco. L'Alfa Farmaceutici ha dovuto venderlo, il brevetto ha dovuto venderlo, allora l'hanno portato in tutto il mondo e ancora adesso noi lo usiamo. Questo è il problema. Noi siamo dei gattini. Noi ci illudiamo che se io mi arrabbio in questa trasmissione qualcosa succederà. No, non succederà assolutamente nulla. Ma vi dico di più, che la prima grande siccità del Mediterraneo l'hanno fatta i romani. Perché all'epoca di Leptis Magna, che era una città più grande di Roma, c'erano le palme, adesso c'è solo sabbia, c'erano alberi, c'erano le tigri, c'erano i leoni, adesso andate in Nord Africa e se trovate un animale feroce di qualche tipo, no, perché i romani li hanno usati tutti per fare le grandi, diciamo, battaglie equestri. Ecco, questo è successo. E hanno desertificato quello che noi chiamiamo oggi la Libia. E avevano costruito delle grandi città, perché Cartagine era lì, a pochi chilometri dalla Leptis Magna, e così c'erano molte altre. Ma perché è successo? Perché poi è uno che comanda, gli altri non sono messi in condizione di avere una consapevolezza e l'urgenza di determinate situazioni. Allora chiederei a Antonietti di una rapida conclusione e poi riprenderemo questo discorso anche nelle prossime puntate. Prego, professore. Dunque, concludendo, allora provo a vedere anche un po' il bicchiere, diciamo forse non mezzo ma un quarto pieno. I mezzi potrebbero esserci, le leve di politica potrebbero esserci, ci sono questione di scelte, appunto, di allocazione delle risorse, tassare l'utilizzo appunto dei combustibili fossili, investire molto di più sulla ricerca e sviluppo, quindi sul progresso tecnologico, sulla tenuta, la componentistica legata anche alle fonti, insomma, a tutti gli impianti legati alle fonti rinnovabili, ma c'è anche probabilmente un'idea di smobilitare, sì, da un lato le coscienze, ok, ci sta, però anche io sono un po' più pratico, anche un po' più disilluso, secondo me smobilitare i grandi capitali, cioè smobilitare di fatto, cambiare un po' l'ottica, come dire, dei grandi investitori, siano questi grandi gruppi industriali, siano questi grandi gruppi finanziari, e far sì che siano loro a finanziare pesantemente le attività che siano veramente sostenibili. Questo sì che anche, diciamo, dal punto di vista europeo, americano, possiamo provare a fare,
Non è facile perché già solo prendiamo il modello americano stesso, che prendiamo sempre come riferimento, è un modello che naturalmente è, come dire, un po' come il cane che si morde la coda, cioè è un modello che ha al suo interno proprio le lobby che finanziano i programmi politici, quindi pensare che i lobbisti finanzino programmi che li porteranno a, come dire, a estinguersi è un po' illusorio. Quindi bisogna un po' sganciarsi da questa logica, però io credo che possano essere, magari anche agendo attraverso tante comunità locali appunto che come dire, un po' come punti possono spuntare, si possono dare tanti esempi virtuosi a partire dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal mondo avanzato, e questi esempi possono e debbano essere trasferiti anche ai paesi in via di sviluppo. Non vengono trasferiti semplicemente proiettando appunto dei documentari con tutto il rispetto, ma vengono trasferiti convincendo grandi investitori a dire bene, d'ora in avanti noi finanzieremo solamente progetti che abbiano queste caratteristiche, e questi devono mantenere questo tipo di posizione, senza in realtà. Questa è la vera sfida, secondo me. La vera sfida è questa, perché alla fine dei conti anche governi come quello cinese e quello indiano, di fatto le economie di questi paesi sono emerse in questi anni grazie appunto al trasferimento di capitali e di tecnologie da parte dei paesi avanzati, Europa, Stati Uniti, Giappone e via discorrendo. Però il problema è sempre lì, io la penso un po' anche come la pensa Romano Prodi da questo punto di vista. Se non si mettono d'accordo le due principali potenze, Stati Uniti e Cina, seguite dalle 2-3 superpotenze, l'Europa in coda, non ne usciamo. Io credo che questo sia l'unica strada. Passa attraverso l'accordo tra i due grandi poli, tre, diciamo, mettiamoci pure l'India, quindi Asia e Occidente. Questi sono i due poli che devono dare l'esempio per primo e possono di fatto provare magari a non invertire la rotta, ma sicuramente a dare una sterzata quantomeno. Certamente, e quindi riprenderemo questo argomento prossimamente, perché chiaramente gutta cavat lapidem, cioè la goccia riesce anche a mangiare, diciamo, la pietra. Grazie del vostro intervento, io spero che qualcuno che ci ha ascoltato si metta, si tiri sulle maniche e incominci a diffondere e partecipare a queste manifestazioni, perché se no non ce ne sarà per nessuno. Grazie. Grazie a voi. Certo, grazie a Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, grazie a Stefano Menegus di Extinction Rebellion, grazie al professor Roberto Antonietti in collegamento, grazie per il vostro contributo e ovviamente torneremo sull'argomento, ne abbiamo parlato anche in passato, ma torneremo a parlarne perché chiaramente ne va di quello che è il nostro futuro. Adesso andiamo in pubblicità, torniamo con la nostra rubrica del Memento. Questa sera, dopo aver parlato un po' di quelli che sono problemi importanti legati al clima, avremo una buona notizia legata invece a chi è rimasto truffato nel crack bancari, ma ne parliamo tra poco nella rubrica del Memento.